dal centro, come in difesa il nostro libero Giocchetti. 3-2 Tinet, non rimanda al servizio, lo stesso Piscione. Il numero 9 al servizio Roberto Pinali. Fuori questa volta al servizio. E out la sua battuta al sacro per i 4 pari, primo set. Zanna Zannini al servizio. Abbondante l'appoggio di Albergati, riesce il contrasto vincente, Vicentina Muro. 5-4 per gli ospiti. Marinelli al servizio. Gamba, basso è costretto ad alzare, alza lo stesso gamba che poi trova una diagonale clamorosa. 5-5. Diagonale potente, chiuso molto bene. Il muro avversario aveva chiuso sul lungolinea considerando l'attacco davanti di un può procedere al servizio il nostro capitano Marco Vicentin. 5 pari, primo set. Straordinario Giocchetti in difesa sul lungo linea di Alberto Baldazzi per il 6-5 HRK Motta. Marco Vicentin al servizio. Sulla zona 4 di Prata Link, questa volta chiude la diagonale basso. Mini Dracula
la coach Jacopo Cuttini decide che è arrivato il momento di parlarsi su, chiama time out, sul punteggio di 8-5 per Motta, più 3. Come si suol dire in queste occasioni, l'incasso sarà devoluto all'Atmo, Associazione Donatori Milano, quindi se giocate avete già vinto. Intanto ricordiamo menzione speciale per il pubblico perché quest'oggi il Palagrassato è sold out, non si vedeva dalla finale di Serie B il 1° giugno ed è un bello spettacolo. Sicuramente giocare in casa e giocare con questo pubblico dovrebbe in qualche maniera favorire la squadra di casa, anche se in realtà Prata non è molto distante da qui e queste due squadre si conoscono abbastanza bene, avendo fatto anche qualche amichevole in precampionato. Alberini sceglie il primo tempo di Rauma, basso, trova il suo terzo muro personale consecutivo. Sì, grande intuizione da parte del giovane centrale montense Basso, che è la terza palla consecutiva che chiude a muro 2 volte sul centrale avversario. Visentin questa volta sceglie il centrale Raucci, prova Alberini di prima intenzione e trova anche il punto Zonchetti, Berlusconi non riesce a recuperare questo pallone. Alberini mette a referto il primo punto tabellino, 9-6 per Motta. Raù. Sceglie Pinali, Visentino allora dietro per Gamba, la diagonale di Gamba oggi è imprendibile. Un attacco in diagonale stretto da parte di Cristian Gamba, imprendibile sicuramente per qualsiasi muro a questo livello. Prendo la palla sopra l'asta, quindi misuriamoci un po'. Allora adesso lo stesso Gamba al servizio. Il primo della partita l'ha tirato in rete, vediamo come è il secondo che si ferma in rete. Diciamo che oggi sta litigando un po' dei 9 metri. Sì, sicuramente come avevamo detto prima, in questo momento la battuta è forzata da parte di ambedue le squadre, però gli errori ci stanno perché forzare molto, soprattutto nella fase di avvio dove le misure non sempre ci sono, comporta qualche rischio. Allora Visentin sceglie Pinali e va bene perché è vincente l'attacco di Pinali. 11-7. L'attacco di Pinali, anche questo è da manuale, pintata la palla in diagonale, poi ha girato lungolinea, una possibilità di far passare il pallone millimetrica e lì è passato. Intanto un altro dei migliori battitori di Motta al servizio. Stai bene. Stai bene sceglie Nelli e trova Diciamo che in questo momento all'HRK Motta le cose che sicuramente sa mettere in campo quando gioca in casa stanno andando per il meglio. Siamo ancora però presto per dire che la partita si sta incanalando nella direzione voluta da coach Barbon. Alberto stai bene, questa volta sceglie la piazzata in battuta, consente così la rigiocata abbastanza facile da parte di Prata, non riesce poi a difendere e allora siamo 12-8, più 4 per Motta e Link in battuta. Sì, Zanini qui aveva fatto una scelta ma troppo anticipata, difatti era da 2 metri dalla posizione del muro, quindi il centrale avversario ha avuto possibilità con l'alzata da parte del suo palleggiatore di tirare senza muro davanti. Ancora rischi in battuta e la conseguenza è qualche errore di troppo. Qualche errore di troppo appunto come quello appena fatto da Link che tira out in servizio. Adesso Albergati. Non passa la battuta al stato di Albergati, ennesima conferma di battute tirate. Primo set. Mirko Miscela al servizio.
iniziare dietro per Albergati però non trova le mani, non trova il campo, primo errore del set per Albergati, 13-10, meno 3 per Prata. Diciamo che è il primo errore in attacco della formazione montense, perché finora comunque gli attacchi sono sempre andati a buon punto. E allora Miscione al servizio. Miscione su Pinali. Visentin sceglie Pinali trova il muro, poi non viene la difesa di Link, la palla è finita sul soffitto, 14-10. Qui ha attaccato la palla molto alta tirando sulle mani del muro, un po' in avanti il centro dietro sulla difesa del Prata non è riuscito a vedere la palla. Qui il soffitto si sa non favorisce i grandi recuperi difensivi e questo è sicuramente un vantaggio che la squadra mottense in altre occasioni ha sfruttato. Dopo aver messo a segno il 14-10, Pinali trova anche lei, 15-10, ottima prova da parte di tutti i leoni fino adesso. Sì, questa ottima battuta proprio nella zona di conflitto tra il posto 5 e il posto 6, entrambi l'hanno lasciata, nella realtà il pallone era abbondantemente dentro. Pinali su Lelli, Alberini per Baldazzi, il pallonetto di Baldazzi ci arriva però Pinali. Visentin sceglie di giocare con Zanini, l'arbitro dice che la palla non è passata di là. Non sono molto d'accordo i biancoverdi, ma l'arbitro non ci sembrava tecnicamente da fischiare, però ci sta. A volte i palleggiatori lasciano passare molto di più, appena tocca la palla uno che non è un palleggiatore sembra che faccia fallo. Intanto è ottima la ricezione di Lollato, Visentin può giocare con Albergati trova il money out. 16-11. L'attacco è stato giustamente forzato lungo linea, era buona la posizione anche del muro, soprattutto il centrale era arrivato a chiudere molto bene, un po' più in ritardo invece il lungo linea e la palla non è stata tenuta. Zanini sceglie Link, Alberini dietro per Baldazzi, c'è il muro, non riesce questa difesa a Pinali. 12° punto per gli ospiti che si portano in zona di battuta. Sì, attacco un po' ritardato a far scendere il muro tra l'altro mottense della KRK era salito un po' troppo in anticipo su questa palla. Bravo l'attaccante del Prata a ritardare e poi giocare sopra. Marinelli su Lollato, molto bravo Lollato, poi Gamba gioca sulle mani alte del muro. 17-12. 17-12. Qui abbiamo visto che in questa fase Visentin lavora molto con zona 2, zona 4, lascia per il momento il centro un po' fuori dal gioco, vediamo un po' se magari sarà. Tanto è di nuovo buono il muro di Basso Albergati, Basso ci arriva ancora a muro ma di qualche centimetro, il muro finisce out, 17-13. Anche qui la posizione del muro era abbastanza buona, però anche in questo caso saliti un po' troppo in anticipo e l'attaccante avversario ha ritardato il colpo. Rau Gamba, buona ricezione di Gamba, allora Visentin può giocare con Basso, buon primo tempo di Basso, 18-13, primo tempo vincente. Non so se abbiamo un filo diretto con Visentin che dopo il nostro commento subito ha messo una palla al centro. Cristian Gamba al servizio. Cristian Gamba. Ma in questo momento dovrebbe cercare di non forzare la battuta ma di metterla comunque di là, vediamo però la gioventù questo atleta sicuramente. Anche Gamba ti ascolta, quindi è un filo diretto anche con Gamba. Un po' scomposto il muro in questa azione, invece arriva leggermente in ritardo. Basso e Baldazzi ne approfitta. In questo caso era certamente in ritardo il centro motense Basso. Bravo l'attacco che è passato in modo preciso.
completamente out. Rimane invariato il vantaggio di più 5, ancora il Puma, stai bene, dopo l'ace di prima. È una carta che coach Barbon gioca spesso, soprattutto qui in casa, quello di mettere un palleggiatore che batte un giocatore che batte in salto ulteriormente rinunciando al libero. 15° punto per la Team Glory Wines. Tanto Link mette a terra il 15° punto per Prata e si porta direttamente in battuta. Anche Link non trova il campo, errore diretto al servizio, 20-15, si apre il corridoio per il set e Albergati al servizio. Cambia la tipologia di battuta Albergati, prima abbiamo visto saltare la battuta al salto, adesso una battuta float che impensierisce Lelli. Alberini può sboccare con Marinelli, ma c'è il muro della coppia Visentin-Zanini. Diciamo che l'azione è stata preparata in modo da costringere un po' l'attacco avversario sulla zona 4 e quindi l'impostazione anche del muro si era preparata in questa zona. La battuta corta sul libero che costringe il palleggiatore a venire ad alzare quasi sulla zona 4 o anzi in zona 4, difficilmente lo mette in condizione di poter poi aprire il gioco sulla zona 2 e qui il muro in questo caso la fa un po' da padrone. Coach Jacopo Cuttini è costretto quindi a chiamare il secondo time out del set. Il punteggio di 21-15, i Leoni pericolosamente avanti e pericolosamente vicini alla conclusione del set. Albergati di nuovo in battuta, con molta probabilità batterà di nuovo il float. Ritroviamo Albergati al servizio, 21-15, primo set. Esce il 14, Jacob, per il 16. Abbiamo visto intanto un cambio, esce Link ed entra Galabinov. Albergati proprio sul neoentrato Galabinov, Alberini riesce comunque ad alzare per Marinelli che con astuzia riesce a mettere a terra un money out vincente, 21-16 per Motta. In palla non aveva alternative l'attacco avversario di se non sporcare la palla sulle mani di Visentin ed è stato bravo, per Visentin era impossibile fare meglio. Piscione su Pinali, deve alzare in bagger Visentin, pallonetto di Pinali, ci arriva Alberini. Allora Marinelli ma difende Lollo, Visentin sceglie Albergati. C'è il muro di Prata, di là Zanini, Alberini per Baldazzi, tocca il muro di Pinali, non arriva però la difesa di gamba, break per Prata, 1-17. 1-17. Mirko Piscione al servizio per la Team Glory Wines di Prata di Pordenone. Piscione. Su gamba, riceve bene gamba, allora Visentin può giocare con Zanini, c'è la copertura di gamba, Visentin gioca con Pinali, è vincente Pinali! E 17. Favorito un po' dal muro, avversario aperto però molto bravo a vedere il buco in mezzo e a tirare lì la palla, bravissimo Pinali in questa occasione. Cambi anche tra le file biancoverdi, esce il capitano Visentin ed entra Giacomo Tonello.
su Marinelli. Marinelli riceve e poi mette anche a terra il pallone, passa in mezzo a un muro a 3 dell'HRK Motta e poi a meno 4,22 a 18. Diciamo un errore a muro, in questo caso di Cristian Gamba, che non è stato riuscito a chiudere sul muro a 3, quindi la palla è passata proprio in mezzo. Tonello Sagli Albergati, cioè la super copertura di Lollato, non riesce poi la seconda copertura da parte dei Leoni e quindi Gamba si trova il muro davanti, 22 a 19, un'entrata che non è veramente mai doma, meno 3. E questo Arbon decide che è arrivato il momento di mettere in campo nuovamente il capitano Marco Visentini. Due ottime azioni a muro da parte del Prata, hanno chiuso sulla diagonale, via dell'opposto. Andati trova l'ace intanto, il 2-20. Ha trovato un ace in battuta impossibile da ricevere, palla all'incrocio della riga. Siamo pronti a tornare in campo, c'è ancora il +2 dai padroni di casa, la situazione è ovviamente molto più calda sia in campo sia sugli spalti. Baldazzi arriva da un ace, probabilmente, anzi sicuramente vorrà replicare, vediamo come risponderanno i padroni di casa. Visentin può giocare con la pipe di Pinali, il pallonetto di Pinali, ciò che serviva ai Leoni, 23-20, 2 punti dal set. Sì, diciamo che in questa fase Prata ha letto molto bene le situazioni di attacco a muro, molto bravo è stato in questo caso Pinali a mettere un pallonetto millimetrico, impossibilitato da difendere per il Prata. Zanini sceglie Lelli, Alberini si prova di prima intenzione ma capiscono tutti i biancoverdi, allora Gamba, mani out di Gamba che porta in tempo 24-20. 24-20, primo set point tra le mani di Vanna Zanini al servizio. Zanini Alberini apre per Marinelli, c'è la difesa di Pinali, di là Gamba e chiude il set Gamba. Bravissimo Gamba, molto reattivo su questa palla sopra la rete, a toccarla di là. Gli ultimi 2 punti suoi sono stati sicuramente non un'azione, 2 azioni classiche della pallavolo, ma quelle che servono per fare il punto, il mani fuori e la palla toccata a contrasto sopra la rete. Volevo attirare l'attenzione dei tifosi per una nuova manifestazione pensata all'HRK Motta. A fine gara chi volesse fare una foto sul Taraflex targato HRK Motta insieme alla nostra mascotte Artilio e la pubblicasse su Instagram, chi riceverà più like potrà avere l'accesso qui a Bordo Campo alla prossima partita in casa. Quindi nel dopo gara chi volesse fare lo scatto insieme al nostro Artilio e lo pubblicasse sui social, chi riceverà più like su Instagram potrà assistere alla prossima gara qui al Malagrassato, magari proprio al mio fianco.
parte di Tony ovviamente. Vi ricordo ancora una volta la lotteria che abbiamo pensato per le feste natalizie. Non perdete l'occasione per fare del bene. Il ricavato sarà infatti devoluto all'Atmo, l'associazione donatori Midollo Osseo, quindi se giocate avete già vinto, non perdete l'occasione di prendere i biglietti, ci sono tanti premi, quindi non perdete questa occasione qui al Malagrassato, oggi, giorno di Santo Stefano. Anche perché vi ricordo che in palio c'è anche una maglia da gioco dell'HRK Moda. Io questi biglietti li comprerei solo per quella maglietta. Non abbiamo la taglia per Tony, quindi se dovesse vincerla. E come mai tradizione qui al Malagrassato, anche questa sera al termine della gara verrà assegnato l'MVP al miglior giocatore di questa sfida tra l'HRK Moda e l'attinente Glory Wines di Prata di Pordenone MVP, pagato azienda agricola Moleto di Monta di Vivenza. Tutto questo viene immediato dopo gara, ma nel frattempo si torna in campo per la seconda frazione di questa emozionante gara tra l'HRK Moda e l'attinente Glory Wines di Prata di Pordenone. Tutto pronto per ripartire o quasi. Alessio Alberini pronto in zona di battuta per l'attinente Glory Wine Prata di Pordenone, secondo set. Si ritorna in campo il secondo set, il Alberini. Alberini sceglie gamba. Allora Visentin apre di nuovo per Albergati, Delli ad alzare per Galabino che trova l'1-0 e primo vantaggio Prata. Di Galabino per zona 4, ancora Alberini al servizio. Nuovamente su gamba, Visentin in bagher, gamba deve piazzare di là, Alberini per Galabino, ma c'è il muro a 1 di gamba, 1-1. Diciamo che quello che non aveva fatto con la ricezione dell'attacco l'ha fatto con il muro, doveva fare il punto ed è stato bravo in questo caso Cristian Gamba comunque a riproporsi con un muro a 1 con la diagonale di Galabino. Dopo il muro, gamba dai 9 metri. È out il servizio di gamba, 2-1. Il Galabinov dai 9 metri. Galabino va al servizio. Vedendo un po' la situazione dei dati del primo set, sicuramente la battuta non è stata determinante sul set giocato dalle due formazioni, sia per il Motta che per il Prata. Tutte e due hanno commesso qualche errore di troppo in battuta e l'efficacia quindi della stessa sulla ricezione avversaria non ha inciso. Infatti entrambe hanno una ricezione che è superiore al 50%. Chi ha inciso invece in battuta è stato proprio Seibene, che è entrato adesso, non riesce la sua difesa. 3-2 per Prata, grazie a Marinelli. In questo caso l'attacco di Marinelli è
come ha fatto nel primo set, ritarda un po' il colpo, fa scendere un po' il muro, guarda il campo avversario e poi mette la palla senza forzare, però nella zona dove è difficile da difendere. Pistone su Pinali. Visentin sceglie lo stesso Pinali che gioca sul muro. 3-3. Roberto Pinali da zona 4. Mani out da manuale, perfetto, ricezione, palla sul braccio destro del muro avversario e palla a uscire. Albergati al servizio. la flotta di Albergati proprio su Galabino. Allora Alberini per Marinelli, è buona la diagonale di Marinelli. 4-3. 4-3. Molto preciso in questa fase di attacco Marinelli, come abbiamo detto prima, ritarda sempre un po' il colpo ma poi di giustezza lo mette nel campo avversario. Baldazzi. La ricezione di gamba, Visentin deve giocare con Zanini. Allora l'alzata di Galabino per Marinelli, ci arriva però all'ollato. Visentin apre la pipe di gamba che è vincente. Cristian Gamba in ottimo spolvero questa sera. Diciamo che in questo momento l'attacco è un po' forzato perché la posizione non è mai precisa sulle alzate, non avendo ricevuto molto bene in questa fase il Motta, pure con la difesa un po' in difficoltà. Comunque l'attacco di Cristian Gamba riesce sempre a trovare qualche soluzione sul muro avversario. Cristian Gamba che nel set precedente è riuscito ad attaccare addirittura con l'83%. Ottima prova per il Leone con il numero 15. Adesso Baldazzi passa alto sopra le mani del muro e out. 5-4 per Motta. Secondo set ancora Pinali al servizio. In questa fase del set finora abbiamo visto che il Prata lascia perdere gli attacchi centrali. Dopo un po' l'esperienza dell'avvio del set precedente il palleggiatore si affida di più alla zona 2 e alla zona 4 o anche alla zona 1. Prata al servizio. Il numero 8 Michele Marinelli. Dopo l'errore in battuta da parte dell'HRK Motta, Marinelli al servizio. Marinelli sceglie la battuta piazzata. Il primo tempo di Zanini è vincente. 6-5 per Motta. 6-5 HRK Motta. Secondo set lo stesso Zanini al servizio. Sì, entrambi i palleggiatori in questa situazione, se non per necessità come in questo caso, cercano di non utilizzare molto i centrali, riservandoli magari per una fase più calda del set. Anche in questo caso è out il servizio di Motta. 6-6. Bravo al servizio. Bravo al servizio. Prata di Pordenone. Gamba. Visentin gioca con Basso ancora vincente. Ottima partita di Enrico Basso. 7-6, vantaggio nuovamente vantaggio per Motta e Marco Visentin al servizio. Diciamo che la prima soluzione di Visentin in attacco con la palla spinta una 7 dal centro, con Basso in questa casa molto bravo. Risposta con la stessa azione da parte del Prata, però ben difesa dal Motta, e poi l'attacco sulle mani alto di Albergati, la palla a uscire da parte del muro avversario. Ha provato a rispondere Prata dal centro ma è arrivata la difesa di Visentin e poi il muro out di Albergati. Adesso Galabino lo risponde presente. 8-7. Alberini al servizio. Sì, lasciato un po' troppo aperto il diagonale in questo caso, il muro di Basso era nettamente in ritardo e quindi l'attacco è stato preciso sulla diagonale.
Alberini su Cristian Gamba. Visentin gioca con basso. Il punto viene dato a Motta. Per l'invasione a muro alza la mano Missone, il primo arbitro aveva visto bene, quindi nuovo punto per basso e 9-7 per Motta. Gamba si sblocca dai 9 metri, Gamba, mancava solamente quello. 10-7 per Motta. Siamo dopo un 7,5, finalmente è arrivato il primo attacco in battuta, perché le sue battute sono proprio come un attacco, considerata la velocità. Vediamo se replicherà Cristian Gamba. Gamba su Lelli. È bravissimo Alberini e poi Baldazzi gioca sulle mani di Albergati. 10-8. Albergati qui aveva cercato di chiudere il più possibile la diagonale, però il colpo a uscire di Baldazzi sicuramente è stato premiato. Galabino in rete, il servizio di Galabino. Più 3 Motta. Stai bene in campo per la consueta battuta. Alberto, stai bene al servizio. Stai bene su Marinelli. Punto dei Leoni. 12-8, massimo vantaggio del set, più 4 e di nuovo stai bene dai 9 metri. Stai bene al servizio. Diciamo che questo piccolo break nella fase iniziale del set è stato generato proprio dalle battute dell'HRK Motta. C'è la difesa di Stai bene. Visentin per Pinali. Non passa il pallone di Pinali. 12-9. La difesa di Stai bene. 12-9, secondo set. Missione al servizio. Missione. Su Gamba, Visentin per Albergati, non arriva la difesa di Galabino e Albergati mette a segno il 13° punto, 13-9 per Motta. L'attacco è passato alto sulle mani del muro, le ha aperte, la difesa non è riuscita a tenere la palla. Qualche istante ancora, c'è l'asciugatura del campo e si riprende da Albergati. In rete il servizio di 13-10. Baldazzi dal 9 metri. Alberto Baldazzi al servizio. Diciamo che da entrambe le formazioni, anche in questo secondo set, qualche errore di troppo in battuta. Baldazzi continua la serie di errori in battuta, quindi 14-10. 13-10 HRK Motta, secondo set. Pinali. Roberto Pinali al servizio. D'altronde, avendo entrambe due ottimi palleggiatori che sanno distribuire il gioco e variarlo, è evidente che la battuta diventa fondamentale per mettere in difficoltà la ricezione avversaria e poter poi proporre un attacco diverso. Intanto era ottima la ricezione di Lelli, ma Baldazzi non riesce a trovare campo, le mani, spara direttamente out e costringe Coach Cuttini a chiamare il time out. Qui
cui l'attacco avversario è andato un po' fuori tempo e quindi non è riuscito poi a colpire pienamente la palla è schizzata via. Sul punteggio di 15-10 si rientra in campo, c'è Pinali al servizio. Pinali. Out, la battuta di Pinali. Il time out ha spezzato un po' il ritmo. 15-11. Diciamo che questo secondo set è sulla falsariga del primo per quanto riguarda la battuta. Diciamo che la differenza, il primo set è stata soprattutto sull'attacco, molto più positivo quello del Motta rispetto a quello del Prata, dove da un 61% l'attacco il Motta, 48% il Prata. E qui si continua a sbagliare un po' troppo con le battute in questo momento. Zanini. Altro errore in battuta, questa volta da parte di Zanini. Si continua, errori da una parte e dall'altra. Situazione di punteggio svariata. Motta è sul più 4. Rao in battuta. Rao su Gamba. Visentin per lo stesso Gamba. Gamba gioca sul muro. Le palle di risalto sono sul muro, poi Vizzarino si accorge. E quindi punto tabellino per Gamba, 17-12. Il capitano al servizio, Marco Visentin. Visentin su Marinelli. Allora Alberini per Galabino, è out l'attacco di Galabino. 18-12 più 6 Motta. Lascia scorrere Giocchetti in difesa. 18-12. Secondo set e ancora il nostro numero 10, il regista Marco Visentin al servizio. Ancora Visentin. Visentin su Marinelli. Deve correre Alberini, apre per Baldazzi. Se arriva Gianchetti, non riesce però alla riconduzione di Albergati. 18-13 e Alberini al servizio. Sì, diciamo che questa palla poteva essere in qualche maniera riproposta in attacco. Si è mosso un po' troppo in ritardo Albergati. Alberini su Gamba, Visentin per Gamba. Gamba gioca sul muro di Galabino. 19-13. Diciamo che nonostante la differenza di età in questo momento sembra sia Gamba quello che utilizza di più l'esperienza sulla palla giocata vicino al muro, alle mani, lavorando a mani fuori, forte, alto e così via. Tanto coach Cuttini decide che è arrivato il momento di rimettere Link in campo. Cristian Gamba al servizio. E Gamba al servizio. C'è la bomba di Gamba su Lelli, poi il pallonetto di Link, ci arriva Gamba, Visentin, una palla abbastanza lontana dalla rete, poi c'è il pallonetto di Baldazzi, non ci arriva nessuno in difesa, anche questo pallone poteva sicuramente essere gestito meglio dai Leoni. Battuta che siamo 19-14, più 5 per Motta e Link dai 9 metri. Diciamo che in questo momento non è stata molto attenta e precisa l'HRK Motta su queste due situazioni di difesa che poteva comunque gestirle meglio. Sullollato
decide di giocare con basso, c'è però la copertura dei leoni, poi basso di là, ci arriva Alberini, Baldazzi, non riesce la difesa di Albergati, mini break per Prata, 19-15. 15° punto per gli ospiti. Diciamo che Prata in questo momento sta spingendo al massimo, cercando di recuperare lo svantaggio. In questo momento è riuscito un po' ad accorciare da 6 a 4 punti. Link, c'è l'aiuto del nastro, si gioca ancora con Albergati e c'è però l'invasione dell'opposto numero 12, Daniele Albergati. 19-16, meno 3 come nel primo set. Nella parte finale Prata si avvicina ai leoni. In questo momento qualche errore secondo me che non ci sta da parte dell'HRK Motta, sia con la posizione di basso a muro prima e poi sull'attacco, e adesso l'attacco di Albergati che è un po' franato sulla rete, in qualche maniera poteva essere gestito meglio. Si rientra in campo dopo il discrezionale chiamato da Renato Barbonna. Conduce l'HRK Motta, 19-16, secondo set, ancora Link al servizio. Sul più 3 per Motta c'è di nuovo Link al servizio. Out, la battuta di Link. 20-16 e rivediamo il Puma sai bene dai 9 metri. Sì, come sempre coach Barbon si affida molto alla battuta per cercare in qualche maniera di destabilizzare il gioco di Prata partendo dalla ricezione. Finora è andata abbastanza bene. Alberini sceglie Marinelli e Marinelli prova il money out. 20-17. Diciamo che rispetto al primo set Prata non chiude più molto la palla in attacco, ma cerca di lavorare comunque sulle mani del muro, e questo gli permette di ottenere sicuramente qualche risultato migliore. Missione su Pinali. Visentin per lo stesso Pinali, gioca sul muro, arriva la difesa di Link, poi Baldazzi, c'è il muro di Pinali. 21-17. Sì, poteva essere anche questa gestita un po' meglio dalla difesa del Prata. Buon per il Motta, che ogni tanto regalano qualcosa anche loro, come aveva fatto negli ultimi punti il Motta. Allora 4 punti dal set, Albergati alla battuta. Albergati sceglie Marinelli, allora Alberini una palla che gli rimane abbastanza in mano. Infrazione da parte dei passerotti di Prata, 22-17. HRK Motta, secondo set, ancora Albergati pronto in zona di battuta. Diciamo che il set sembra un po' segnato, sta al Motta a portarlo a casa, non concedendo nulla agli avversari in questa fase. Time out per coach Scutini. all'HRK Motta, Albergati al servizio. Si ritorna in campo, riprende il gioco
Il pallone nelle mani di Daniele Albergati. Albergati su lì, sfiora il soffitto. Alberini può giocare con Baldazzi. Ora è buono al muro di Pinali. Alberini ancora con Baldazzi. Non trova le mani del muro. L'arbitro dice che la palla è in campo. I Leoni però dicono che è out e quindi video check chiamato da coach Barbon. L'attacco di Baldazzi. Non so se è il primo video check della serata. Mi sono un po' perso, ma preso dall'incontro, ma credo sia il primo video check. Chiamato dopo quasi 2 set. Comunque finora la gara è anche diretta molto bene dagli arbitri, precisi nelle loro decisioni. Ricordiamo il primo arbitro, il signor Matteo Selvi, e il secondo arbitro, il signor Giglio Anthony. La palla è out, aveva ragione, quindi la panchina bianco-verde. Viene chiamato però un contro video check da parte di coach Jacopo Cuttini, dice c'è un tocco a muro. E adesso chiedono il loro video check per il tocco a muro. Quindi la palla è out, vedremo se ci sarà il tocco a muro. Diciamo che abbiamo chiamato i 2 video check consecutivi sul 22-17 del secondo set. Dicevamo arbitri molto precisi, ma anche i giocatori molto corretti fino a questa parte della gara. In 2 situazioni hanno proprio favorito anche le decisioni arbitrali, dichiarando il tocco a muro. Non c'è neanche il tocco a muro, quindi palla. Come potrete sentire dal boato del pubblico, non c'è neanche il tocco del muro, quindi 23-17. Albergati di nuovo in servizio. Albergati al salto, Link di là, e allora in prima intenzione Link regala il set ball ai suoi 24-17. Alla 7 con 7 punti di vantaggio, sicuramente dal punto di vista mentale condizione ottima per il Motta, un po' meno per il Prata, però sappiamo che il Prata nelle ultime gare quasi sempre è andato al quinto set, quindi la partita sicuramente non è finita. È finito però il secondo set, perché lo chiude Pinali, la palla slestra dall'ottima battuta di Albergati, 25-17, 2-0 per Motta, che intanto un punto l'ha conquistato. Questa sera, come mai tradizione, qui al Pane Grassato verrà assegnato l'MVP della gara, targato Azienda Agricola Molotini. Motta di Livenza, il miglior giocatore di questa sfida tra la Timetta con il Wine Prata e l'HRK Motta. Tutto questo nell'immediato dopo gara. Come nell'immediato dopo gara ci sarà l'estrazione di una ricca lotteria, di cui ricavato sarà devoluto all'ATMO, l'associazione donatori di Nollo Osseo, quindi non fatevi scrupoli a comprare i biglietti per questa fantastica lotteria. L'estrazione subito dopo questa entusiasmante gara, ultima di campionato della Serie A, targata Grenenbach di Serie A3. Vorrei ricordare anche a tutti i tifosi
L'iniziativa pensata dall'HRK Moto di Divenza, la foto con il nostro mascotte Artilio a fine gara sul Paraflex chiamato HRK Mota. La foto verrà pubblicata sui social, su Instagram. Chi riceverà più like avrà diritto a un pass per assistere alla prossima gara tra le due amiche qui sul campo di gioco. Quindi non esitate a chiamare Artilio e dopo gara e farvi uno scatto e pubblicarlo immediatamente su Instagram. Si rientra in campo nel frattempo terza partita di gioco. Loro calati un po' in attacco, noi poco uguali, noi cresciuti in ricezione, loro molto male la ricezione. Tutto pronto per ripartire. Cristian Gamba al servizio per l'HRK Motta di Divenza, terzo set. 2-0 per Motta. Cristian Gamba dai 9 metri. Palla corta di Gamba, c'è Lelli. Alberini sceglie di giocare al centro con Rau ed è vincente. 1-0. Verso zona 5. Primo punto per gli Vediamo ospiti. se il palleggiatore avversario ripropone la situazione di gioco dell'avvio di gara con qualche alzata in primo tempo per eludere un po' il muro mottense. Lo stesso Rau. È attento basso, allora Visentin con Pinali su Andiamo, vincente 1-1. Roberto Pinali da zona 4. Una pari, terzo set. Diciamo che nel secondo set, mentre da parte del Motta le sue percentuali di attacco sono rimaste invariate, per poco il 60%, è calato un po' dal 48 al 43% l'attacco di Prata, mentre la ricezione mottense è cresciuta ed è invece calata notevolmente quella di Prata, dove poi ha subito anche... Intanto l'ottima difesa di Puma, dopo l'ottimo servizio, Link, ancora la difesa di Puma che si supera e poi Pinali in pallonetto, ci arriva Baldazzi, Alberini, c'è il pallonetto di Link, Visentin per la palla di Gamba, non c'è il gioco del muro, la palla è out, ma sono tutti gli applausi per Alberto Saibene, ottimo in battuta ma soprattutto ottimo in difesa. 2-1 per Prata. Terzo set, Alberini al servizio. Alberini. C'è l'alzata di Lollato proprio per Pinali. Pinali gioca sul muro 2-2, situazione di nuova parità al palla grazzato. Un attacco fatto di precisione sulla mano alta del muro a uscire, ha premiato l'attacco di Pinali. Albergati. Albergati sceglie Lelli. Allora, Alberini può giocare con Link. C'è il tocco del muro di Pinali. 3-2 per Prata. Carlo Pinali c'era, però ha aperto le mani pensando a una palla più lavorata, in realtà l'attacco avversario è andato dritto e quindi la palla è passata. Link. Pinali, Visentin gioca con la pipe di Gamba, ci arriva però Lelli, allora Alberini può alzare per Marinelli, c'è il muro 3 ma c'è anche la difesa di Gamba.
Gioca con Albergati sul muro, c'è la copertura di gamba, Visentin gioca con Pinali, arriva però il muro di Baldazzi. Primo mini break di vantaggio per Prata in tutta la partita, 4-2. In questo momento il Prata sta spingendo molto sia sulla battuta che anche sulle posizioni a muro, si muove molto bene, non molto precisi gli attacchi in questo caso da parte della KRK Motta, qualche palla di troppo giocata non precisa. Intanto arriva perfettamente la ricezione di Rolando che si deve aiutare, Albergati ringrazia e mette a terra, 4-3. In questo momento la soluzione migliore è tirare forte prendendo la palla alta, cosa che Albergati ha fatto per cercare di scardinare il muro avversario. Pinali. Allora può rigiocare Motta, c'è però la difesa di Lelli, si gioca con Baldazzi, deve correre Albergati, non riesce, recupero di piedi di Albergati, 5-3, Prata ancora avanti. Diciamo che poteva essere tenuta un po' meglio questa palla in difesa, sia da parte di Pinali che poi ha compromesso la difesa di Albergati in estremis con il piede. Lollato, Visentin, primo tempo dietro con Zanini, ci arriva però Albergati, i Leoni riescono a rimandare la palla in qualche modo di là, c'è la difesa di Pinali, ci arriva Gamba che gioca con Albergati, ad Albergati il muro a 3 non fa la minima paura e quindi mette a terra questo money out 4-5. Diciamo che in questo momento è l'unico che giocando questo tipo di attacco palla alta sulle mani riesce a tenere un po' a galla il Motta, che per il resto non mi sembra molto in grado di mettere in difficoltà questo Prata, che è partito molto forte questo set. Matteo Zanini al servizio. E la mette bene Zanini, salto flotta veleno per lui, ace, e si torna in parità, 5 pari, e ancora il nostro Zanini al servizio, sul salto flotta. Non esce la difesa Roberto Pinali, 6-5 di net Gori Wines Prata, terzo set, Baldazzi al servizio. Sparaut, la sua battuta al salto, Alberto Baldazzi, 6 pari. Sul primo tempo spostato Mirau che non passa, 7-6 anche RK Motta, terzo set, Marco Visentin al servizio. Di Marinelli, 7 pari, si torna in parità.
Galliani al servizio. La pipe vincente Roberto Pinali, Richardson in attacco per lui. 8-7, HRK Motta, terzo set. Cristian Gamba al servizio. Si ferma sulla rete la battuta del salto di Cristian Gamba. 8 pari. Terzo set. Vincente terminate l'albergati da 0-2 9-8 HRK Motta, terzo set. E attenzione perché c'è il Puma al servizio. Alberto, stai bene? Vincente di Baldazzi non tiene in difesa, sai bene, nonostante fosse sulla traiettoria della palla. 9 pari. Alberini al servizio. Primo tempo Vincente, Zanna Zanini, ottimo cambio di realizzazione. 10-9. Terminato l'albergati al servizio. La diagonale cercata da Baldazzi da zona 4. 11-9, mini break di montaggio per l'HRK Motta di Vivenza ancora al servizio con Daniele Albergati. Spanauta, questa volta la sua battuta al salto Albergati. Decimo punto per la T-Net Gori Winders, parata di Pordenone, con Link al servizio. Marco Busettina, altra magia per lui. 12-10. Roberto Pinali al servizio. Marinelli out, vincendo per lui da 0-4. Le mani di Matteo Nemuro. 12-11. Miscione al servizio. Video check sul lungolinea di Cristian Gamba.
dentro o fuori. Palla in campo, Cristian Gamba, lungo linea, vincente a questo punto per lui. 13-11, Vanna Zarini al servizio. Terzo set, Baldazzi al servizio per la Tinette Glory Wines, Prato di Pordenone. A Cristian Gamba sulla palla rimasta sul campo dell'H volta toccata dal nastro, si torna in parità, 13 pari, ancora Baldazzi al servizio. Baldazzi che trova praticamente il base con la sua battuta al salto. Si riporta avanti gli ospiti 14-13, time out per coach Renato Barbona. Si rientra in campo dopo lo stop chiamato dal guru Renato Barbona, conduce la Tinette Glory Wines 14-13, terzo set ancora Baldazzi la sua battuta al salto. Vincente per Cristian Gamba che farà 4 sul servizio di Nollato, non sbaglia Cristian Gamba, 14 pari, si ferma in parità. Il capitano al servizio Marco Visentin. Per un soffio basso a muro, la diagonale 15-14, Tinette Glory Wines, Prato di Pordenone vantaggio in questo terzo set. Il capitano degli ospiti al servizio Michele Marinelli. Si ferma sulla rete la battuta al salto di Marinelli. Perfetta parità, 15 pari. Cristian Gamba al servizio. E prova race, Cristian Gamba sulla ricezione di Nick. HRK Monza di Livenza e ancora Cristian Gamba al servizio.
HRK Motta. E ancora Cristian Gamba a mettere pressione in ricezione. Tempo per coach Argentini, 17-15, terzo set. Si rientra in campo dopo lo stop chiamato da coach Jacopo Contini. 17-15, HRK Motta di Vivenza avanti in questo terzo set. E ancora al servizio. Si rientra in campo 2-0 per Motta, 17-15 per Motta e Cristian Gamba ancora al servizio. Gamba con l'aiuto del nastro. Alberini può giocare con Baldazzi, c'è però la difesa di Gianchetti. Allora di là Pinali, ci arriva però Link, ancora Baldazzi e vincente Baldazzi, 17-16. Verso il torno di Baldazzi. Bel attacco questo qui di Baldazzi, palla molto difficile, lavorata sulle mani del muro in diagonale lunga, difficile da tenere in difesa ma molto bravo lui. Rau proprio su Gamba che si deve allungare ma ci arriva in qualche modo. Allora Pinali può giocare il suo lungolino 18-16. Diciamo che in questo terzo set le due ali sia Gamba che Pinali stanno veramente mettendo a frutto sicuramente il lavoro fatto pur essendoci le feste in questi giorni con coach Barbon. Anche se non dobbiamo dimenticare che la prima parte del set è stato proprio Albergati con i suoi attacchi a tenere a galla un po' la ricezione dopo che Prata aveva cercato di incanalare la partita nella sua direzione. Un ottimo servizio ancora una volta di Puma. Pinali può giocare tranquillamente con il lato Pinali 19-16. Applauso speciale per Stai Bene. Che coach Barbon finché può mettere in campo i suoi fucilieri in qualsiasi zona del campo li sfrutta. Questa volta è out però il servizio di Stai Bene che ha messo comunque un'ottima pressione dai 9 metri 19-17. Cambio tra le file Martina Gori Wines Prata, esce il numero 5 Alberini ed entra il numero 3 Luca Camerano. In questo momento coach Contini si affida all'esperienza di uno come Calderan che di battaglie ne ha fatte tante e sicuramente vediamo che cosa riesce a mettere in piedi. Intanto nonostante l'acclamatissimo cambio da parte di coach Contini arriva il primo tempo a 20-17. Sì, era imprendibile questo attacco giocato molto alto, il primo tempo spostato né il centro né la zona 2 di Prata sono riusciti a chiudere. Albergati in rete, il servizio di Albergati 20-18. Gli ha fatto scendere un po' troppo il pallone e quando il pallone scende sulla rete. Questo terzo set, Link al servizio. Passa nemmeno la battuta di Link, 21-18. 21-18, terzo set. Roberto allora Pinali al servizio. mancava Pinali all'appello
fotocopia di quello che ha fatto sul finale del primo set, dalla stessa posizione, quasi identico punteggio, a 2 punti 3 dalla fine del set, viene in battuta e mette una palla precisa tra la zona 5 e la zona 6, zona di conflitto, nessuno dei due ricettori avversari si muove, la palla in campo. 22-18, terzo set. La spinta del pubblico del Pallagrassato per gli aerei bianco-verdi. Si rientra in campo dopo il discrezionale chiamato da coach Cutini. E ancora Roberto Pinani al servizio. Si deve allungare Link, Calderan gioca con Baldazzi, arriva però la difesa di Visentin, poi Gamba rimanda di là, Calderan gioca al centro, c'è la spettacolare difesa prima di Albergati, poi di Pinali per un soffio, non riesce Albergati a rimandare il pallone di là, ma comunque sono tutti in piedi per lui. 22-19 ed entra il numero 7, lo scaltro uno dei più amati a Motta, Riccardo Scaltritti, un po' alto per lui dal pubblico. Missone al servizio. È buono il servizio di Missone. Era buona. A noi sembrava buona. Viene chiamato il video check. A noi sembrava buona da qui. out da parte di Renato Borbonna. Però battuta molto buona, efficace, lasciata passare da Scaltritti. Vediamo cosa succede. Vediamo se per la prima volta il video check non dà ragione a Motta. E difatti la palla è in campo. La palla è in campo, quindi ace da parte di Missone. E riaccorcia la distanza 22-20. Ancora su Scaltritti, questa volta è buona la ricezione di Scaltritti, Visentin può giocare al centro, c'è la difesa di Link, Calderan con Baldazzi, la palla corta ma si allunga lo lato in una strepitosa difesa, Albergati, c'è la difesa di Calderan, il muro di Zanini, Calderan gioca con Marinelli, la palla di Marinelli out, non c'è il gioco del muro. La chiamano un check per il tocco a muro. Diciamo che c'è un altro video check su palla toccata al muro. Diciamo che il set ha ancora molte cose da dire. Dal 22-18 siamo 22-20, potrebbe essere 23-20 o 21-22, quindi riaprire i giochi. C'è il tocco a muro, quindi i giochi assolutamente riaperti 22-21. Pallone che accorcia ulteriormente le distanze 22-21. Eccola Mirko Missone al servizio. Come dicevamo, il Prato è una squadra che non molle mai, non muore mai, tra virgolette. È proprio vero che Prato non muore mai. Numero 6, Missone dai 9 metri, decide di battere ancora su Scaltritti. Buona la ricezione di Scaltritti, Visentin può giocare con Albergati, c'è la difesa di Calderan. Allora Baldazzi, però c'è anche la difesa di Scaltritti. Gamba, è vincente l'attacco di Gamba. Ottimo Scaltritti. Diciamo che il gioco si è tenuto
forte in questo momento di difesa da parte del Prata, con due difese acrobatiche di Calderan, quello che dicevamo prima, è uno abituato ai momenti caldi della partita, non è un caso che coach Puttini l'abbia messo in campo. E allora stai bene. Stai bene. C'è il Puma, stai bene. Porta i suoi al match ball e porta soprattutto tutto il pubblico in piedi. Eccola, il Puma al servizio. Il gioco di Barbon e del Motta in casa si basa moltissimo sulle battute e lo stiamo vedendo in questo finale di set, senza nulla togliere a quello che finora hanno fatto i giocatori in campo. Stai bene? Si ferma sul nastro la sua battuta, ma non importa perché Motta ha altre due occasioni per chiudere la partita. Richiamato al cambio con Zanna Zarini che lascia le operazioni di ricezione al nostro limite. Davide Lollato, 24-22, terzo set. Questi due punti però devono passare prima dalle mani di Baldazzi. Ancora in campo Scaltritti per la ricezione, vediamo se questo premia Barbon, anche se Pinali non aveva certamente fatto rimpiangere nella fase di ricezione. Arriva Lesti Baldazzi, 24-21. Coach Barbon chiama il time out perché la situazione si fa veramente complicata. Diciamo che in questo momento sicuramente il Prata sta rispondendo con la stessa moneta del Motta, grande battute, soprattutto da parte di Baldazzi, questa battuta in salto che riaccende le speranze di poter portare avanti la partita da parte del Prata. Si rientra in campo dopo lo stop chiamato da Renato Barbon. Attenzione perché c'è ancora Alberto Baldazzi, la sua battuta al salto. Si rientra in campo, ancora Baldazzi, ancora la stessa linea di ricezione per Coach Barbon che dà fiducia ai suoi. Baldazzi sullollato e Baldazzi trova un altro ace, 24-24. Set riaperto, 6 punti parziali a 2 da parte del Prata in questo finale di set. Adesso ci vuole molta testa da parte del Motta per poter chiudere. Baldazzi on fire dalla linea dei 9 metri, terzo ace consecutivo. Set ball del Prata. Portamento 25-24, terzo set. L'avevamo detto, Prata non muore mai e lo sta ampiamente confermando. Coach Barbon decide di rimettere Pinali e togliere Scaltritti. Vediamo Baldazzi. Si ferma sul nastro, questa volta la battuta di Baldazzi. Tirano un tiro di sollievo biancoverdi. 25 pari. Il set da giocare proprio. Marco Visentino al servizio. Bravo Baldazzi comunque con 3 battute consecutive, 3 ace, anzi 4 ace consecutivi. Visentino. Calderan per Baldazzi. Ci arriva. C'era arrivato Pinali ma c'è un'invasione da parte di Cristian Gamba, vanificata la difesa di Pinali. Nuovo set ball per Prata, 26-25. In questo momento si è un po' smarrito il Motta dopo aver subito la rimonta del Prata, non era impossibile questa azione difensiva. Lollato. Visentin sceglie la pipe di Pinali, è in campo la pipe di Pinali. 26-26. 26 pari. Adesso vediamo chi ne ha un po' di più, perché qui si gioca proprio su una questione di nervi, una palla giocata un po' meglio, a volte un po' di fortuna, tante cose quando si va sui pareggi. Cristian Gamba
prova Lace. Non c'era persona più adeguata dalla linea di 9 metri per Motta in questo momento. Primo match ball, 27-26. Ancora lui al servizio, Cristian Gamba. Diciamo che è una guerra a chi tira più forte in battuta in questa fase finale del set. Gamba dopo Lace. Gamba ha trovato Lace e la partita, perché se è vero che Paganini non ripete, Cristian Gamba sì. E allora Motta vince 3-0 e vince il derby del Livenza. Sicuramente questa era la conclusione più logica di un match dove già dalle prime fasi le squadre avevano importato tutto su una battuta, mettere in difficoltà la recensione avversaria, e alla fine Prata era riuscita a rientrare in battuta grazie alle battute e Motta ha chiuso grazie alle battute. Bella vittoria, bella partita. Il derby del Livenza lo vince Motta. Chiude così con una vittoria all'ennesima in casa il girone di andata. Noi ci rivediamo, ci risentiamo il 4 di gennaio per la partita contro Torino. Grazie a tutti e buon Natale e buon anno. Grazie a tutti dal Palagrassato di Motta, buone feste e buona pallavolo. Inizieremo l'anno prossimo, l'anno nuovo, il 4, di nuovo in casa tra le mura amiche. Finora Motta imbattuto nelle gare interne, ha lasciato finora solo 2 set alle avversarie. Da parte mia, da parte di Alice, buona pallavolo, buon fine anno e buon principio. Stiamo attendendo l'MVP di questa sera, la sfida tra la Tinel Gori Wales, Prata di Pordenone e l'HRK Motta. Tra poco scopriremo chi è l'MVP di questa sera. Premierà, credo, il nostro direttore sportivo o il nostro presidente, adesso vediamo, anzi credo il nostro MVP di questa sera è lui, il numero 15, Cristian Gamba. Dov'è Cristian? Eccolo qui, il nostro Cristian Gamba, MVP di questa sera, targato Azienda Agricola, Polo di Motta di Livenza. Premia il nostro direttore sportivo Alessandro Cagnani insieme all'erede Federico. Tra poco ci saranno le estrazioni della lotteria. Vi ricordo che il ricavato della lotteria sarà devoluto ad Atmos, Associazione Donatori Midollo Osso, quindi se avete giocato questa sera avete già vinto. Abbasso la musica per l'intervista di rito dopo gara.
Approfitto davvero per fare i migliori auguri da parte della Pallavolo Motta, di tutta la società, a tutti voi tifosi, a tutti gli ospiti giunti al Palla Grassata questa sera, un augurio di buon Natale, davvero di cuore, da parte della Pallavolo Motta. Grazie per essere accorsi così numerosi questa sera, quindi il mio augurio a parte del Presidente, di tutto il direttivo, della società, a tutti i tifosi che hanno fatto sentire anche questa sera il nostro calore, agli ospiti che sono giunti così numerosi da Prata, tanti auguri di buon Natale e di una buona fine anno e di un 2020 ricco di felicità. Ci siamo con i numeri della lotteria, io purtroppo devo essere qui vicino. Prendiamo un po' di bambini, mi suggerisce la Laura, io rimango qua vicino perché purtroppo il microfono non ha grandi portate, anche perché mi hanno detto di stare vicino alla console. Tony è abituato a rubare i telefoni. Ecco che stanno entrando i premi della lotteria di questa sera. Prendo mi sembrava di avere una lista, perché le emozioni questa sera sono state tante. Come di solito si usa, partirei dal 20° premio. Io credo di non potermi allontanare tanto, quindi sto qua. Andiamo con il 20° premio, che è un portachiavi in pelle rossa che verrà assegnato al numero, attenzione, Pesca Lucrezia, verde 855, biglietto verde 855. Quanta strada che devi fare per portachiavi. Abbiamo trovato il titolare dell'855 verde, eccolo lì, camicia bianca, eccolo lì, la nostra Valletta Laura che consegna il premio. Andiamo col 19° premio, un portafoglio in pelle beige, al numero verde 64 verde, suggeriscono di mescolare dalla tribuna. 64 verde c'è un 64 verde che si aggiudica un portafoglio in pelle beige, c'è 64 verde, laggiù di fondo, eccolo laggiù di fondo, vicino alla scuola palloni credo, eccolo lì, grazie mille di esserti fatta vedere, un bel vedere anche secondo me. Andiamo con il numero 18, portachiavi in pelle, biglietto verde numero 200 verde, portachiavi in pelle. Eccolo lì, 200 verde, sempre nella culla del Prata. 17° premio, kit fai da te. Non posso immaginare cosa sia. Cos'è il kit fai da te? Ah, Bruno e Cacciavite. Numero 98 azzurro. 98 azzurro, kit fai da te. Nessuno lo vuole, non so come mai. Offerto da Fornell Ferramenta, il kit fai da te, 17° premio. Eccolo lì, sei tu? Non sei tu? ...98 azzurro, ricordo, 98 azzurro, lo mettiamo via e andiamo. 16° premio, berretto tecnico da lavoro. Qual è il berretto tecnico? Berretto tecnico, io lo vorrei. Berretto tecnico da lavoro al rosa 702.
biglietto rosa, grandissima, grande Paola, manca il naso rosso, però il berretto tecnico c'è. Se hai un abbraccio gratis lo accetto volentieri. Andiamo col... cos'è sta roba? Ah, la schiappa è Furlane. 15° premio. Attenzione, vediamo che pesca, se è Aurora o... come ti chiami? Alessia. Biglietto rosa 83 per la Sniape. 83. Eccolo lì. C'è uno che ha uno, scusa, non per uno. 25 anni di invecchiamento mi dicono. A casa di Isabella ha fatto 25 anni. Comunque dicono che si mantenga bene. Andiamo col 14° premio, Agricanto di Paladin, 833 verde, 833 verde, Agricanto di Paladin. Oh, guarda che bene! Si apre questa sera in diretta. Ecco, ritira il premio Capultra DJ Nat. Andiamo col 13° premio Gilet da Lavoro. Gilet da Lavoro che verrà assegnato al numero 894 verde, 894 verde, 894 verde, un gilet da lavoro, secondo me non lo vuole nessuno perché è da lavoro, un gilet per le feste, sempre in curva del Frata, ha vinto la Chiara? Chiara, hai vinto tu? Sicuramente non è per niente perché è da lavoro. 12° pacchetto benessere Invest Rocher, direttamente da Pavì, Yves Rocher, così mi dicono, lo conoscete. Rosa 65 rosa, il pacchetto benessere Yves Rocher, ci vuole il francesismo. La Mary, grande. Finalmente il pacchetto benessere lo diamo a Armando. Centro benessere che non è ospizio, centro benessere non è casa di riposo, centro benessere. Devo che era meglio la grappa, ma 11° succo di mela 5 litri. Mario Bello ha messo una... no, ma lui è succo d'acero. 54 rosa, succo di mela 5 litri. Grandissima professionista, vince l'Orlato. Ah no, non è l'Orlato, pensavo fossi tu. Sei vestito da Pomocaco blu oggi. 10° premio, 7 piatti in ceramica. Al numero Pesca l'Aurora. Miami. Rosa 34. Luana, ma io e te non facciamo niente. 34 rosa, il set piatti in ceramica. Ecco, ancora la Mary, Armando sta... ah no, rosa.